Ultimo atto del Gran Premio Città di Tarquinia, questa prova riservata alla categoria donne allieve, l'ultima corsa di questa giornata interamente dedicata al ciclismo giovanile, che ha visto in scena prima gli atleti delle categorie esordienti, quindi le ragazze della medesima categoria, e poi adesso è il momento della prova finale, quella riservata alle categorie donne allieve. Ma prima, come non soffermarci sulle bellezze che il borgo di Tarquinia sa offrire ad ogni visitatore che lo raggiunge, un patrimonio storico inestimabile, quello racchiuso tra le mura della cittadina nel Viterbese. Una storia che si mischia a quella del ciclismo negli ultimi anni con il Gran Premio Città di Tarquinia. Intanto sono già schierate le ragazze sul rettilineo della partenza. Per quanto riguarda anche le ragazze della categoria allieve, un percorso che ricalca in parte quello delle categorie inferiori. Ovviamente la lunghezza è maggiore, ma praticamente si compone sempre di una serie di giri pianeggianti per poi salire verso il traguardo di Tarquinia. Dicevamo, una prova che sta per prendere il via, bandiera a scacchi che viene abbassata in questo istante. Ricordiamo anche gli altri trofei che saranno assegnati quest'oggi, perché come vi ho detto viene assegnato il trofeo comune di Tarquinia, ma non solo, perché viene assegnata anche la 13ª Coppa Trofeo Costa Etrusca, il terzo trofeo Camping Tuscia Terra Tirrenica, il terzo Memorial Mauro Pancotti ed il primo Memorial Mario Venturi. Dicevamo, la partenza, come è avvenuta per le altre categorie, dal Camping Tuscia Tirrenica, e come vedete l'andatura subito abbastanza elevata, gruppo che è comunque folto di una 45ina di unità e che arriva in zona contagiri. Si entra quindi nel circuito, 7 giri, come vedete uno in più rispetto alle categorie che abbiamo già visto in precedenza. Gruppo che procede compatto in queste prime fasi di gara. Niente da segnalare, un circuito comunque bellissimo, ricavato tra il lungomare di Tarquinia Lido e i piedi della collina di Tarquinia, per poi andare verso la collina dove si concluderà la gara. Dicevamo, un buon successo per quanto riguarda questa organizzazione, che ha visto al via comunque vada un discreto numero di atleti. Alla fine sono stati circa 150 i ragazzi e le ragazze che hanno preso il via in questa giornata di ciclismo. E come vedete subito si prova ad allungare nelle prime fasi di gara, da tenere d'occhio le ragazze della Potentia 1945 dell'Arezzo Bike con Giulia Marchesini, il gruppo sportivo Osimo Stazione ed ancora la Cadeo Carpaneto, che schiera via un bel gruppo di ragazze. Anche la ciclistica marina di Cecina e tante altre sono le formazioni più attese quest'oggi. Vi ricordo che il percorso è un po' più lungo rispetto a quelli che abbiamo seguito in precedenza, misura infatti 38 km esatte. Le atlete alla via sono state 42 delle 48 iscritte, a testimonianza comunque di un discreto livello di partenza. Infatti sono presenti alcune delle migliori atlete a livello nazionale. Ricordiamo che il calendario delle ragazze si svolge solitamente, è un calendario interregionale, in quanto si cerca di collaborare tra le varie regioni, ciò che spesso non accade invece nelle categorie maschili, in cui ci si trova con due prove a pochi chilometri di distanza in due regioni diverse. Questo non accade. Il ciclismo femminile ha tanto da insegnare a quello maschile in questo frangente, e davvero la prova che ha offerto il ciclismo femminile negli ultimi anni, riuscendo a cooperare, a collaborare tutte insieme, sicuramente un punto di partenza valido, un esempio che in tanti
specialmente il ciclismo maschile, dovrebbero seguire. Intanto si transita ancora dal contagiri con il gruppo compatto, 5 tornate alla termine di questo terzo Gran Premio comune di Tarquinia. Le ragazze che stanno pedalando in questo spettacolare circuito pianeggiante che si alterna tra il mare e il primo entroterra verso la collina di Tarquinia, in cui si concluderà la prova. Una prova che, come vi ho detto, misura 38 km e che al termine, pensate, sarà conclusa a 36,190 di media. Questo a testimonianza di una velocità che, come vedete anche da queste immagini, è subito elevata sin dalle prime fasi di corsa. Infatti, a differenza di quello che è accaduto per gli atleti maschi, qui il gruppo si mantiene sempre molto allungato, ovviamente anche a differenza di quello che è avvenuto per le ragazze della categoria esordienti. Qui il gruppo, come vedete, è sempre molto allungato. Adesso ci prova un atleta in solitaria, per lei vantaggio minimo. Come vedete il gruppo chiude subito proprio sul lungomare di Lido di Tarquinia. Il gruppo torna nuovamente compatto. Ci stiamo avvicinando alla metà corsa. Il plotone per il momento si è sempre mantenuto compatto, anche se, come vedete, non mancano gli scatti in testa al gruppo. Ci sono vari atlete che provano ad evadere e a differenza delle altre due manifestazioni, in questa l'andatura è sempre stata sostenuta, a testimonianza ovviamente del grande tasso tecnico che ha visto schierarsi alcune tra le migliori atlete a livello nazionale. Vi ricordo che le immagini vi arrivano, gentili telespettatori, dal Viterbese, da Tarquinia, dove si sta svolgendo il terzo Gran Premio Città di Tarquinia, 13° trofeo Costa Etrusca, terzo trofeo camping Tuscia Tirrenica. Intanto 3 tornate alla termine con la testa della corsa, terzo memorial Mauro Pancotti, primo memorial Mario Venturi. Un'atleta leggermente avvantaggiata nei confronti del gruppo che, come vedete, adesso lascia un po' di spazio, occupa l'intera serie stradale. Questo testimonianza che l'andatura era diminuita, ma niente da fare perché il plotone torna compatto, ma ci sono ancora scatti davvero in questa prova riservata alla categoria donne allieve. Il gruppo è un continuo mantenersi in fila indiana, testimonianza di una forte andatura tenuta sin dalle prime fasi di gara, che, come vi ho già detto, determinerà una media superiore ai 36 orari, come è accaduto anche per la prova della categoria esordienti donne. Anche in questo caso sarà assegnato il titolo di campionessa regionale per quanto riguarda la categoria donne allieve. La regione è quella ovviamente del Lazio. Gruppo allungatissimo, 2 tornate al termine. Anche le maglie del pedale toscano ponticino nelle prime posizioni. Si allunga il plotone, a questo punto manca sempre meno. Abbiamo visto Sofia Gori nelle prime parti del gruppo. Adesso il plotone in questa rotonda si allunga nuovamente, un circuito che sta per essere lasciato dalle atlete. Infatti tra non molto le atlete si dirigeranno verso la collina di Tarquinia. Inizia adesso l'ultimo giro. Da adesso in poi si inizia a pensare alla finale, una finale che è quello che ha visto protagoniste anche le altre ragazze della categoria esordiente e i maschietti della categoria sempre esordiente. Adesso un allungo di una ragazza che ha un leggerissimo margine di vantaggio nei confronti delle altre. Davvero nella categoria donne allieve abbiamo assistito ad una prova sicuramente più combattuta, frutto anche della maturità agonistica raggiunta da queste ragazze, che hanno sì 2 anni in più, hanno anche tanta strada sotto le ruote in più delle loro colleghe, quindi ovviamente anche il ritmo che riescono a tenere è sicuramente maggiore. E questa è un'azione che diventa interessante perché stiamo andando verso il tratto finale di corsa, ci stiamo avvicinando alla collina di Tarquinia, quindi verso la conclusione di questa prova. Il vantaggio della ragazza che vedete inquadrato è comunque minimo. Il gruppo, come state vedendo da queste immagini, è in lunghissima fila indiana, tant'è che adesso appare minaccioso all'orizzonte. Potrebbe ricongiursi da un momento all'altro, quando ormai ci stiamo dirigendo verso il tratto in linea, quindi verso i piedi della collina di Tarquinia. Il gruppo ormai ha nel mirino la fuggitiva e questo cavalcavia potrebbe proprio essere il momento in cui il gruppo torna compatto. 2 km all'arrivo, quindi ci avviciniamo anche alla salita, all'ascesa verso
il tratto finale di gara. Tratto finale che, come è avvenuto per gli altri atleti quest'oggi, è in salita verso Tarquinia. Da ricordare, come vi ho già detto, la prova di campionato provinciale, campionato regionale, scusate. Quindi per queste ragazze della categoria donne allieve. Tutto è pronto per il finale, c'è ovviamente la battaglia per le posizioni ed è una solo bello, vincente, pulito che va a segnare con decisione il finale di corsa. Il successo va alla ragazza della Cadeo Carpaneto Angela Filippini, che batte in seconda posizione, infatti si è classificata Beatrice Morresi, poi Chantal Mancini, Giulia Marchesini dell'Arezzo Bike in quarta, quinta è Carbonari, sesta Recchia, seguono Mattioli, Gori, Meucci e Caferri. Per quanto riguarda invece il campionato regionale è andato ad Arianna Ingegneri della Drake Team New Sport, che quindi conquista la maglia di campione regionale laziale per quanto riguarda la categoria donne allieve. Ricordo ancora il podio, gentili telespettatori appassionati di ciclismo, di questa terza edizione del Gran Premio Città di Tarquinia, riservato alla categoria donne allieve. Il successo di Angela Filippini della Cadeo Carpaneto davanti a Beatrice Morresi della Potenzia 45, la sua compagna di squadra Mancini in terza posizione. Questo è l'epilogo di questa prova. A questo punto non ci resta che andare ad ascoltare le ultime impressioni al termine di questa bella giornata di ciclismo dedicata al ciclismo maschile e femminile. Angela Filippini del team Cadeo Carpaneto ha vinto la gara per quanto riguarda le donne allieve. Raccontaci un po' com'è nata questa vittoria. Questa vittoria è andata in salita, c'è l'ultimo chilometro che era abbastanza duro, sapevo di farcela perché mi ero preparata e ho aspettato e poi sono partita. Non so cosa. Dedica per la vittoria? Va sicuramente a mia mamma, che oggi è la festa delle mamme, poi a mia migliore amica Luca Regalli e alla mia squadra che mi ha portato qua, Vincenzo e Piso. Presidente Antonio Pirone del Comitato Regionale del Lazio, oggi abbiamo assistito a una grande festa soprattutto per il ciclismo femminile. Sì, sicuramente è una grande festa e devo ringraziare in prima persona Parietti, che è venuto ancora per il secondo anno consecutivo qui a Tarquinia ad organizzare questa bellissima manifestazione sul risultato ottimo dello scorso anno, dove ci fu appunto una giornata piena di gare proprio per l'attività femminile, cosa che anche noi come Comitato regionale stiamo cercando di portare avanti con un po' di fatica, però cerchiamo di fare del nostro meglio. Non a caso anche oggi era valida come prova di campionato regionale, sia esordienti donne che allieve donne. Nomi importanti poi tra l'altro hanno vinto quest'oggi, insomma Giada Capobianchi, Arianna Ingegneri, insomma ecco, nomi che cominciano a diventare abbastanza famosi in ambito laziale. Ma sicuramente sì, nell'ambito laziale abbiamo delle realtà che si stanno consolidando sempre di più. La Giada Capobianchi non a caso è la quinta vittoria stagionale, perciò è una ragazza promettentissima e proiettata per grandi risultati, grandi palcoscenici. Questo è l'augurio mio per lei. Per quanto riguarda Arianna Ingegneri, è una ragazza che viene dal fuoristrada, perciò ritorniamo al discorso della multidisciplinarità, molto importante, cui noi come Comitato regionale teniamo molto, e Arianna Ingegneri ha partecipato la scorsa settimana alla trasferta della Coppa Italia di mountain bike giovanile come rappresentativa del Lazio, perciò anche per lei un futuro abbastanza roseo, me lo auguro. E non dimentichiamo anche ecco, la vincitrice delle donne esordienti di primo anno, Marica Proietti dell'Unione Ciclistica Nagni, una società che sta facendo tantissimo per il ciclismo giovanile. Assolutamente sì, anche Marica Proietti proviene da una società, di una delle società di punta del Lazio per l'attività, Anagni, Ciclini Reggi, vivaio floridissimo per l'attività giovanile, sia per i giovanissimi che per gli esordienti allievi, pertanto anche lei se continua con questi risultati sicuramente potrà calcare grossi palcoscenici, grossi risultati, anche per lei l'augurio. Ti ringrazio, siamo qui diciamo, insieme a questi ragazzi qui a Tarquinia, dove anche oggi abbiamo organizzato questo terzo trofeo
Costa Etrusca, e credo che sia andato tutto bene. Un ringraziamento sentito all'amministrazione comunale diciamo di Tarquinia, e nulla, dove ricordo i tanti sponsor che ci hanno aiutato a portare avanti questa manifestazione, particolarmente ai Memorial del Pancotti, e ancora praticamente il Memorial al nostro scomparso vicepresidente Mario Venturi, che purtroppo quest'anno ci ha lasciato, e noi proprio in ricordo anche di lui abbiamo voluto ricordarlo con quello che erano le categorie della sua passione del femminile. Quindi niente, ringrazio ancora questi colleghi, perché per noi sono colleghi, erano persone che le bambine hanno corso nel nostro gruppo sportivo, e quindi si sono dati da fare a fare anche questa manifestazione diciamo, per la propria città, e credo che sia riuscita bene. Ringrazio lo stesso presidente del Lazio che ci ha onorato anche oggi della sua presenza, e speriamo in un prossimo futuro che l'amministrazione anche del comune di Tarquinia possa aiutarci a darci una mano per riportarla avanti con il tempo. Grazie di nuovo a tutti, e niente, darei la parola ai miei colleghi qui di Tarquinia. Niente, a livello tecnico abbiamo, da un'idea del qui presente Francesco, abbiamo voluto presentare una corsa diciamo un pochino diversa dal canone delle corse femminili, degli esordienti e delle allieve, con un arrivo diciamo nuovo per questo tipo di manifestazioni. Penso che l'esperimento sia riuscito, le bimbe e i direttori sportivi hanno manifestato il loro gradimento. Diciamo non si è fatto male nessuno, le bimbe hanno faticato, però siamo riusciti insomma a vedere l'essenza del ciclismo, che non è la fatica e il coraggio, tutto qui. Io parlo per terzo, e l'unica cosa che ho da dire, sono contento della riuscita della manifestazione, e sono ancora più contento perché nella categoria esordienti di primo anno ha vinto un atleta che doveva essere allenata dal nostro amico Marino Venturi, e mi ha fatto ancora più onore poter organizzare insieme ai nostri due qui amici questa manifestazione, che è stata dedicata anche a lui. Con l'occasione voglio ringraziare tutti, chi ha partecipato e tutte le varie società, e spero di rivederci il prossimo anno. When everybody's stealing by dawn of a new day, dawn of a new day.